Dall'Agnol, mani fuori, Longo non trattiene. Si era scollegato di nuovo, ci scusiamo per il problema tecnico, siamo di nuovo in diretta, purtroppo oggi va così, non possiamo farci nulla. 14-19. Bellucci al servizio. Marchetti. Dai. 16-19. Ora chiama time out il coach Narducci in streaming offline. Renato. Guarda quanto ha registrato. No, non va oggi, eh. Ma perché saltella là, forse. Sì. Puoi cambiarla, mettiamo il mio. Ah? Via, c'ho 8 giga. Secondo me sta qua. Siamo in diretta. Siamo di nuovo in diretta, salta continuamente, purtroppo non ci possiamo fare nulla. 18-21 per il Cosenza, una Jolly un po' in difficoltà, ha tentato di riacciuffare la partita, era sotto di 6 punti. Chillemi intanto sul servizio di Borghetti, attacca Limberger, trova il mani fuori. 19-21, peccato che non si è vista la maggior parte di questo set. Partita ad alti ritmi, adesso un dibattito sotto rete tra Limberger e Fasano. Ancora il jump float, attacca Fasano, c'è la copertura di Dall'Agnol, attacca Limberger. Bene Marchetti. Bruno Borghetti, out. 20-21 al Palabolini di 5 frondi. La Jolly tenta il tutto e per tutto per riacciuffare il set, era sotto di 6 punti. Matteus Dall'Agnol al servizio, Non forza su 1000. Borghetti di nuovo, tocco del muro, presa da Chillemi, bravo Chillemi. Free ball però per Cosenza, primo tempo. Il muro, e infatti bene. Out. No, punto. Ha toccato la palla purtroppo. Evidentemente ha toccato con la spalla Limberger si scusa la panchina della Jolly. 20-22. Se c'è salvato Longo il replay, al servizio, poi lo potremmo rivedere. ma c'è l'arbitro davanti, non penso che si possa. Rientra Di Pino al posto di Fasano che stava avendo dibattiti sotto rete con Limberger.
evidentemente Narducci l'ha voluto sostituire per questo, quindi rientra il capitano Di Fino. 20-22, Invesi non al meglio, quindi di nuovo free ball per il Cosenza. Borghetti, Ancora una volta Bruno Borghetti si fa sentire. 20-23. Ci scusiamo ovviamente per i problemi che abbiamo avuto in questo set. Continua a saltare la connessione. Time out chiamato dal coach Polimeni. Sul 20-23 le squadre rientrano in campo. Longo di nuovo al servizio, Mentre Limberger parla con l'arbitro, forse ha rivolto le scuse da parte del mister Polimeni. Sì, che adesso il primo arbitro accenna con la testa a Polimeni. 20-23. Invesi bene, e Invesi si propone ma c'è copertura. No, Oh! Di Fino manda la palla nel campo della Jolly, non è pronto Invesi, il pallone si è insaccato. 20-24. Quattro i set point a disposizione della Cosenza per portare a casa questo set. Sempre Longo al servizio, Invesi di nuovo, e Invesi si ripropone. In campo Sì. l'attacco di Anthony Invesi, proveniente dal Club Italia, e c'è un Intanto cambio al servizio. Di Fino, ce ne sono due. Cambio al servizio Per la nella Jolly. Jolly, esce Aprile, entra Tofoli. Cambio intanto anche nel Cosenza, rientra Fasano ed esce di nuovo Di Fino. 21-24. Quindi al servizio Alessandro Tofoli. Su Marchetti, Siamo di nuovo in diretta dal Palazzetto dello Sport. Italo Bonini di 5 Fronti, ci scusiamo ancora una volta, abbiamo riavviato il computer, così vedremo se riusciremo a non avere più problemi. Siamo sul 1-1 di set, 0-0 il punteggio, le squadre sono di nuovo in campo. 1000 al servizio per il Cosenza, anche se è uno solo. Spin su Matteo Dalagnol. Dalagnol, il primo tempo che abbiamo Olè. è da un pezzo che non vedevamo Nicola Senardi. Nel secondo set non è stato sfruttato Gabriele. Eh sì, abbiamo visto anche lui, tra l'altro coperto da muri, cosa che vediamo raramente. 1-0 di set, 1-1 di set, pardon, 1-0 il punteggio. Marchetti, Forte la Canà. Brutta alzata, tocca l'asta, il tentativo di recupero da parte di Fasano, e ancora Jolly. 2-0 che stavolta è partito in questo set con la Canà al servizio.
E formazione di partenza, Gabriele. Bene, Borghetti tiene questa bomba ed è out. Sì, ha cercato di chiudere il più possibile in diagonale l'attacco Fasano, ma non ci è riuscito, ha mandato la palla out all'esterno del muro. Ancora la Ganà sul 3-0. Marchetti, Bruno Borghetti, tocco del muro, Giovanni Chillemi, pipe di Matteus, eccola, e buca, e il palazzetto. 4-0, eccola finalmente la pipe della Jolly. Evidentemente se ne è parlato tra la fine del secondo set. Gestisce al meglio il gioco Bellucci. Ancora la Ganà al servizio, sempre forte su Marchetti. Attacco centrale out. Però c'è un tocco, no? C'è tocco. È indeciso l'arbitro. È indeciso. Sì, alla fine dichiara tocco, ma io sinceramente non l'avevo visto da nessuna parte, né a muro, né No, il difesa. tocco di Giovanni Chillemi. Sì. 4-1. È stato Longo. proprio Chillemi a dirlo. Molto tesa, Bonati. Matteo Bonati. Recuperata. Non ce la fa la Jolly in ogni caso, ma era doppia di Matteo Bonati. 4-2. Bonati riconfermato anche in questo set dopo la sostituzione nel secondo, mentre il Cosenza è sempre la stessa formazione. La differenza è che al posto di Fino c'è Fasano. Servizio Cosenza ancora teso, Bellucci sceglie e trova Nicolas Nardi che colpisce in testa il numero 1 Andropoli. 5-2. Matteo Bonati al servizio. Mille. Primo tempo out. Anche in questo caso Fasano, no, il numero 6 Iorno ha tentato l'attacco all'esterno del muro, la palla è andata out. 6-2. Matteo Bonati ancora, sempre su Marchetti, ricercato dal radar. Bruno Borghetti mantiene, cioè bella doppia. No, accompagnata, palla accompagnata se non sbaglio da Bellucci, punto Cosenza. Andropoli ha chiesto spiegazioni su questa chiamata evidentemente. 6-3. Servizio Cosenza, Chillemi, Bellucci in bagger, Dallagnol che colpisce come può, ma il muro è compatto e preciso, manda la palla proprio sotto la rete. 6-4. Queste battute di Fasano sono insidiose, mettono in difficoltà la ricezione. È la rotazione Jolly. pericolosa. Questa volta è buona e c'è la Ganà, però non forza. Borghetti ha murato. Pipe ancora, muro. Nicolas Nardi. E finalmente la Jolly si fa trovare pronta al muro. Al muro, sì, di una pipe, soprattutto perché tutte le pipe messe a segno da Cosenza, se non sbaglio sono state 3 o 4, con queste 5, ma è stata murata. Nicolas Nardi, proprio lui ad andare al servizio. 7-4. Ancora forte. 1000. Borghetti è out. Dentro, out. Io sinceramente l'ho vista sulla linea e infatti il Cosenza protesta. Il secondo arbitro era lì.
Polimeni 8-4. si è chiamata out. Io sinceramente l'avevo vista dentro sulla linea. Nardi ancora al servizio per la Jolly, avanti di 4 punti, stavolta è Questa out. volta. Interrompe la serie positiva della Jolly l'errore al servizio di Nardi. Intanto si prepara Bruno Borghetti. L'uomo più pericoloso del Cosenza fino ad adesso, Borghetti, che manda la palla out. Questa era out, protesta ancora il Cosenza. 9-5. +1 Jolly, Bellucci al servizio.